3 giorni dopo la conquista della Supercoppa italiana, la Feldi Eboli torna in campo, stavolta nella 14ª giornata di Serie A, dove al Palapinto di Mola di Bari ad attenderla c'è il Global Work Capurso. Buonasera da Davide Menolasci e benvenuti in diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5, pronti per raccontarvi la gara che chiude 14esimo turno della Serie A, quinto, squadre che hanno appena fatto il loro ingresso in campo. Avete anche visto a inizio collegamento il pasillo del Capurso per la Feldi, vincitrice della Supercoppa, e adesso sorteggio tra i capitani in corso per poi dare il via alla gara. Il saluto alle nostre telecamere e al pubblico del Palapinto da parte dei 24 giocatori in campo e poi si potrà cominciare. Partiamo invece con la lettura delle formazioni di questa sfida. Feldi Eboli con tante assenze, tra un po' andremo a ricapitolare quelle che sono le indisponibilità da una parte e dall'altra. Prima però i 12 a disposizione di Luciano Antonelli per questa sfida: Generoso Di Stanio, Gattarelli, Lavrendi, Ghi, Kenji, Ciavarria, Mateus, Tiago, Filippino, Giordano, Sagarese e Lielmi. Global Work Capurso invece guidato da Francesco Gaffarato, in campo con Micoli, Pires, Ike, Dammacco, Perri, Lamas, Pedro Guedes, Gianattasio Nitti, Petronella, Grandinetti e Lisco. A dirigere il match ci sono Giovanni Loprete della sezione di Catanzaro, Alessandro Mella di Roma 1, il cronometrista invece Amedeo La Calamita della sezione di Bari. Foto di gruppo per il Capurso che torna in campo per la prima volta nel 2026 dopo aver chiuso il 2025 con il preziosissimo successo sul campo della Pirossigeno Cosenza. Feldi Eboli che invece ha già giocato 2 partite ravvicinate, semifinale e finale di Supercoppa italiana. Adesso 72 ore dopo torna in campo qui in Puglia, prima di scendere nuovamente poi sul parquet tra altre 48 ore per la 15ª di A, un tour de force per la formazione del presidente Gaetano Di Domenico, che però si è già messa in bacheca la primo trofeo del 2025-2026 e dunque adesso riparte il campionato anche per queste due squadre. Prima tra l'altro a pochi giorni dalla sosta che ci sarà per l'Europeo. Si gioca di giovedì appunto per il posticipo dopo gli impegni di Supercoppa, posticipo disposto per tutte le 4 formazioni coinvolte nella Final Four. Andiamo a vedere i quintetti invece di questa gara. Abbiamo Di Stanio tra i pali per la Feldi, considerando l'assenza di Carlos Dalsin, Lavrendi, Kenji e Ciavarria e Felippino. Global Work Capurso invece con Micoli, Grandinetti, Lamas, Pedrigno e Pires. Sarà la Feldi a muovere il primo pallone del match da destra a sinistra rispetto alla nostra postazione, completo bianco con inserti rosso-blu per i campani. Capurso che invece abbandona per questa gara il consueto colore bianco-rosso e scenderà in campo con completo blu scuro. Ultimi dettagli sistemati: c'era un buco rattoppato rapidamente nella porta che in questo primo tempo sarà difesa da Di Stanio. E dunque adesso Kenji è pronto a dare il via alla partita. Fischietto in bocca per Loprete. Inizia Global Work Capurso Feldi Eboli. Primo pallone per gli ospiti, come detto, con Felippino pressato da Pedro Guedes, uno dei rinforzi del Capurso in questa sessione invernale di mercato. L'altro è Ike Ribeiro, entrambi già in campo contro il Cosenza nella gara che citavo poco fa, che ha chiuso l'anno solare per la squadra di Caffarato. Adesso anche l'esordio davanti al pubblico di casa. Secondo invece Ciavarria cerca di accentrarsi, vuole andare sul destro, conclusione verso la porta. Micoli controlla la traiettoria che termina sul fondo. Primo tentativo da parte della Feldi, rinvio invece per Peppe Micoli, trascorsi i primi 35 secondi effettivi della partita. Pires in possesso, Grandinetti
cerca lo scatto di Pedrinho, non riesce però a raggiungerlo Grandinetti, palla direttamente in fallo laterale. 14° turno che si chiude oggi con Capurso Feldi che vi stiamo raccontando, mentre sempre sul canale YouTube della divisione c'è anche L84 Torino-Napoli, ultimi due posticipi della giornata, una giornata che si è aperta il 2 gennaio. Approfittiamo poi la prima pausa per fare un recap. Intanto bella giocata di Echevarria sulla sinistra, pallone giudicato da Mella fuori. Chiacchierano numero 15 da Feldi e l'arbitro numero 2 su questa decisione, non completamente d'accordo Echevarria, che però con anche il giusto spirito ha commentato appunto questa chiamata arbitrale. Si prosegue dunque con il possesso per il Capurso, è entrato Wampere al posto di Grandinetti dopo il primo minuto del match. Pedrinho, appoggio proprio per Wamperi, che tra l'altro è un ex della partita, nelle tante formazioni in cui ha giocato in Italia c'è anche la Feldi. Possesso ancora per gli ospiti con Kenji. Pressione da parte di Pires che va a dare una mano a Lamas. Pires recupera per un attimo il pallone, poi Lamas non riesce a conservare il possesso. Buona palla per Lavrendi sulla sinistra, un contorno con Perry. Vediamo se lo sfida. Sceglie di andare correttamente da Filippini. Imbucata a cercare Kenji, l'ultimo tocco è del numero 13 della Feldi Eboli. Dunque rimessa dal fondo ancora per Giuseppe Micoli, che cerca subito Lamas sulla sinistra. Buona palla per Pedrinho che va a sbattere però su Lavrendi, che si prende il possesso. Gran giocata di Lavrendi, cerca poi pallone per Filippino. Ha letto bene Micoli che prova ad autolanciarsi. Ancora Micoli nella metà campo offensiva, fermato da Filippino. Guadagna un buon fallo laterale comunque il portiere del Capurso, che ogni tanto ha nelle corde queste giocate palla al piede. Perry per Pedrinho, va a cercare Lamas, palla complicata, riescono comunque a tenerla il 17 e il 12 del Capurso. Poi palla a cercare Gonza Pires, intercettata da Echevarria. Passaggio verso Kenji poi di Filippino, che non arriva a destinazione. Rimessa per il Capurso, trascorsi abbondantemente i primi 2 minuti del match. Parlavamo delle assenze, già citato Carlos Dalcin tra i pali. Caponigro, Calderoli, Selusio e Venanzio non sono presenti al Palapinto tra squalifiche e problemi fisici, mentre Capurso non ha a disposizione Capitan Beni Garofalo e Nicola Primavera in questa sfida. Garofalo tra l'altro uno dei 3 marcatori del Capurso nella sfida di Cosenza, insieme a Perry e Lamas. Feldi che ha recuperato intanto il possesso, ancora Echevarria. Dentro anche Ghi, assoluto protagonista e MVP. Buona palla rubata intanto da Pires, se la trascina fuori. Ghi, MVP della finale di Supercoppa, in cui ha tra l'altro realizzato anche il gol decisivo nella lotteria dei tiri di rigore. Si riparte dentro anche Gattarelli, subito tante rotazioni. C'è ovviamente una componente fisica da tenere in grande considerazione per quanto riguarda la Feldi Eboli. Micoli al rilancio, cercava probabilmente Lamas, ha trovato però le mani di Generoso Di Stanio. Kenji per Echevarria, ancora Kenji, taglio di Ghi. Kenji sceglie nuovamente Echevarria sulla sinistra. Eccolo anche Ike Ribeiro, impressione proprio su Echevarria. Gattarelli verso Mateus. Kenji, Gattarelli nuovamente per Mateus. Buona giocata di Gattarelli sulla destra, poi colpisce la palla di esterno. Gran numero per liberarsi della marcatura di Lamas, non è riuscito a inquadrare lo specchio della porta. Poi con la conclusione rinvio nuovamente per Micoli. Parte Pires sulla destra, lo va a cercare Micoli, colpo di testa in copertura di Felipe Echevarria. La palla finisce in calcio d'angolo.
Corner affidato a Nicolas Lamas. Alza la palla per cercare il mancino di Pires, che colpisce bene ma non riesce a tenere bassa traiettoria. Nessun pericolo per Di Stanio, che si prepara alla rimessa dal fondo. Nuovamente in campo Felipinho. Mateus, Gattarelli. Ancora il pallone verso Felipinho. Palla lungolina a cercare Ghi. Buona lettura da parte dei Grandinetti, che prova anche a distendersi dall'altra parte. Ghi rimonta sul numero 88 del Capurso, mette la palla in fallo laterale. Lamas verso Pires, chiama la pressione Antonelli. Ancora Gonza Pires. Lamas cerca il numero, Ghi lo ferma, ha un'autostrada davanti. Ghi con il destro sfiora il vantaggio. Maxi occasione per la Feldi, subito con Ghi. Che non è riuscito a inquadrare la porta. Si è preso un rischio Lamas, che ha perso il possesso del pallone. Ghi non ha trovato lo specchio, 1 contro Micoli. Riparte ancora il Capurso con Grandinetti. Nuovamente Lamas. Sempre Ghi in pressione. Ike cerca in profondità Grandinetti. Pallone che non arriva a destinazione. C'è ancora Di Stanio in possesso. Palla giocata verso Felipinho. Gattarelli. Mateus. Chiama la palla Gattarelli. Riceve. Costretta però a tornare nuovamente da Mateus. Felipinho prova a far filtrare il pallone, tocca Ike Ribeiro, palla in fallo laterale. Gattarelli lì vicino, la lascia poi a Felipinho, la palla non passa, viene fischiato un controfallo alla Feldi. Controfallo assegnato perché battuto da Mateus in maniera irregolare, e quindi Pedrinho può servire Pires. Trascorsi i primi 5 minuti, Ike non aggancia il pallone di Gonza Pires, la palla sfila via. Mateus. Bucata a cercare Ghi, controllo orientato, va sul destro, Grandinetti ribatte la sua conclusione. Ancora calcio d'angolo. Mateus alla battuta con il mancino. Vediamo se esce qualcuno per andare a calciare direttamente. Mateus va a cercare Ghi, spalla di Pires, palla che passa in rimessa laterale. Conclusione dalla distanza, traversa incredibile di Felipinho. Possibilità di 3 contro 3 dall'altra parte. Pires, Ike va sul sinistro, si allarga, la mette dentro tra le mani però di Di Stanio. Gran botta di Felipinho. Palla rubata da Pedrinho invece. Il primo intervento anche di Di Stanio. Due occasioni importanti per la Feldi in questo avvio. Prima con Ghi e poi con Felipinho. Adesso la chance per Pedrinho. Lo stesso numero 17 alla battuta del calcio d'angolo. Dentro a cercare Ike, non arriva. La conclusione verso la porta per l'opposizione da parte di Mateus. Pedrinho per Grandinetti. Ancora Pedrinho. Va a cercare Ike, palla allontanata nuovamente però sui piedi dell'ex Cosenza, che non aggancia bene il pallone, sfila via. Girandola di cambi, Giannattasio e Dammacco dentro per il Capurso. Ritorna invece Echavarria nella Feldi Eboli insieme anche a Kenji. Felipinho. Echavarria. Ancora Felipinho, pressato da Dammacco. Ghi non aggancia. Pedrinho a spazio sulla sinistra. Cerca il mancino. Kenji ribatte la conclusione. Ancora Pedrinho. Va a cercare Vito Dammacco. L'ultimo a toccare è lui.
Possesso nuovamente per la Feldi, Capurso che rimane in pressione alta, viene servito Di Stanio. Avanza oltre anche la metà campo offensiva con un pizzico di ritardo, arriva il fischio dei 4 secondi da parte del direttore di gara, poi Di Stanio si prende un richiamo per aver allontanato il pallone. E dunque infrazione dei 4 secondi commessa dal portiere della Feldi. Possesso che torna al Capurso in questo calcio di punizione poco oltre la metà campo, dove Di Stanio ha toccato per l'ultima volta prima che scadessero i secondi a sua disposizione. Pedrinho prova la giocata sulla sinistra, viene fermato da Kenji. Palla a cercare Dammacco, ma c'è ancora un controfallo, stavolta fischiato al Capurso. E quindi la rimessa di Kenji. Lavrendi per Echevarria, tocca Perry, la palla sfila tra le mani di Di Stanio. Lancio profondo, Pedrinho non ci arriva, può calciare Kenji, tocco di Micoli, tocco anche di Kenji e rimessa per il Capurso. Giannattasio alla battuta del fallo laterale, Perry si appoggia a Micoli. Bella palla di ritorno anche col sinistro di Micoli per Perry che ha spazio, carica il destro, palo di Perry. E gioco che viene fermato perché bisogna risistemare la porta. Gran botta di Perry dalla distanza. Andiamo anche a rivedere, grazie all'intervento puntuale della regia, destro di Perry, con Di Stanio che non aveva probabilmente visto partire la sfera. Pallonetto. Si rimane sullo 0-0. Un legno per parte, prima Filippini e poi Perry. Partita che è entrata intanto nel minuto numero 8 della prima frazione. Ancora Filippino. Prova la giocata anche lui sulla corsia di destra, la palla però sfila via, torna Lamas in campo per Dammacco nel frattempo. Rimessa laterale per Pedrinho. Lancio per Lamas, ultimo tocco è proprio di Nicolas Lamas. 14 gol per lui in questa prima parte di stagione. Lavrendi cerca invece il lancio sulla destra verso Kenji, la palla si perde nuovamente in fallo laterale. Impatto importante per Lamas anche in massima serie dopo aver trascinato il Capurso alla promozione l'anno scorso. Dopo quasi un girone, già una media gol superiore all'1 a partita. Rimessa lasciata da Echevarria che cerca all'interno dell'area di rigore. Grandinetti controlla, se la allunga un po'. Lamas cerca nuovamente il suo compagno. Palla deviata, ancora rimessa, pronto a tornare Ike nel Capurso intanto. Giannattasio. Grandinetti pressato, riesce a liberarsi del pallone. Pedrinho lotta, riesce a dare una gran palla a Lamas che può andare solo contro la porta. Destro di Lamas, respinge Di Stanio e Ghi va dall'altra parte. Ancora Ghi con il mancino, Micoli in spaccata. Applausi del pubblico. Ha fatto una grandissima palla in profondità Pedrinho a Lamas, bravo Di Stanio a fare muro. Altrettanto buona la risposta di Micoli, ancora Ghi in possesso, tante finte, viene chiuso anche da Lamas, allora deve ricominciare da Lavrendi. Echevarria, Ghi, Kenji, guadagna metri lentamente, Pedrinho dalle sue parti, Kenji prova col sinistro, pallone allontanato in qualche modo, poi Giannattasio, Pedrinho alza la palla a cercare Lamas, Giannattasio cerca un aggancio complicatissimo, la palla scappa via, gara che sta andando avanti con un buon ritmo. Andiamo a rivedere l'occasione per Lamas e la risposta di Di Stanio e poi l'azione proseguita con la conclusione di Ghi, ma noi giustamente torniamo in diretta proprio perché c'è Ghi in possesso. Kenji vuole andare sul sinistro, calcio in porta, para Micoli, Ghi non riesce a intervenire sulla respinta.
Ancora sollecitato Peppe Micoli, rimessa per Lavrendi, Gattarelli, Kenji, Lavrendi, contatto Ike, Kenji, falloso da parte di Ike Ribeiro, ed è il primo fallo della partita dopo quasi 9 minuti effettivi senza irregolarità. Gattarelli, Ghi, ancora Gattarelli, cerca un pallone verso l'area di rigore, direttamente però sul fondo. Micoli vuole far riprendere rapidamente il match. Allora Lamas in possesso, cerca l'imbucata per Ike che arriva a destinazione, vorrebbe un compagno a rimorchio, ancora Ike, trova Giannattasio, secondo me cercava Lamas e la palla è nuovamente a disposizione della Feldi. Gattarelli, Felippino, Mateus, Gattarelli e poi Lavrendi. Pressione di Grandinetti che rischia di commettere il fallo numero 2 per il Capurso. Si prosegue, palla che arriva sulla destra, Gattarelli sul secondo palo, arriva Felippino, appuntamento col gol. 1-0 al 10° minuto del primo tempo, si sblocca la partita, la Feldi passa in vantaggio. Questa l'azione nella sua parte conclusiva. Felippino firma lo 0-1. Otto minuti 35 secondi sul cronometro. 9:35, pardon. Cambia il punteggio al Palapinto. Dall'altra parte subito Lamas che cerca di reagire. Mateus recupera il pallone e va da Ghi. Ike, grande intervento. Ce l'ha sul destro, prova la conclusione, ribattuta da Daniele Gattarelli. Rimessa laterale per Giannattasio. Siamo entrati nella seconda parte del primo tempo. Lamas dentro da Ike che era riuscito a evitare l'intervento, a far evitare l'intervento sul pallone a Gattarelli, ma poi non è entrato in possesso del pallone. Di Stagno va alla rimessa in gioco per Gattarelli. Filippino cerca il lancio in profondità verso Ghi alle spalle della difesa. Deviazione da parte di Ike e si ricomincia. Mateus cerca Ghi, palla che diventa buona dopo il rimpallo quasi per Felippino. La rimessa però è della Feldi. Mateus nel cerchio di centrocampo per Ghi, pressione di Perri che Perri porta il pallone, non ha del vantaggio, palla giocata verso Piris, intercettata, poi allontanata. Gattarelli cerca probabilmente di liberarsi del pallone, arriva il fallo cumulativo però per l'infrazione commessa da Ghi su Juan Perri, dunque pareggiato il conto delle infrazioni. Palla corta di Micoli per Perri, poi Piris in possesso. Lamas si muove Ike, il pallone verso Perri. Lamas, Pires, pressione di Ghi e rimessa assegnata alla Feldi. Tra le proteste ancora da parte del pubblico e della panchina del Capurso, dentro Echevarria per la Feldi, proprio lui che va a battere questo fallo laterale, va a cercare il sinistro di Mateus che arriva sul pallone ma non riesce a tenerlo basso, indirizzarlo verso la porta. Rinvio per Micoli, 9 minuti e 2 secondi alla fine del primo tempo, decide fin qui il gol di Felippino. Lancio verso Grandinetti che protegge bene il pallone, ha preso un colpo, arriva anche il fallo, mentre Grandinetti si era fermato per una botta alla tibia.
Poi ovviamente il pallone è andato verso l'area di gol del Capurso, non si è concretizzato il vantaggio, quindi è arrivata la segnalazione arbitrale. Secondo fallo per la Feldi. Pires. Perry. Va a cercare Pires, gran palla, controlla col petto di Pires, incrocia Grandinetti, Pires vuole fare tutto da solo, viene murato però da un attentissimo Echavarria. Fallo laterale per Lamas, Pires, Lamas ancora. Perde per un attimo l'equilibrio, non riesce dunque a calciare verso la porta dopo essersi spostato il pallone. C'è Micoli ancora in possesso, palla centrale per Grandinetti, la difende con forza, arriva ancora per Echavarria che rischia poi sulla pressione di Pires. Gattarelli prova a portare fuori il pallone e trova anche la deviazione da parte di Grandinetti. Rimessa laterale per la Feldi. Con Echavarria che è andato a riprendersi il pallone direttamente nel tunnel del Palapinto. Adesso il passaggio corto per Gattarelli, si allarga anche Di Stanio per dare una linea di passaggio in più. Pressione subito da parte di Lamas, Di Stanio rischia, bravo però a difendere il pallone dall'attacco di Lamas. Mateus, palla verso Micoli e non verso Echavarria, ruba palla Gattarelli, palo interno. Ad un passo dal 2-0 la Feldi Eboli con il destro di Gattarelli, bravissimo a recuperare il pallone dopo aver anticipato Lamas. E palla sul palo interno, Micoli nuovamente in possesso nel frattempo. Deve calciarla verso Di Stanio per non rischiare di infrangere 4 secondi. Poi un lancio, buona la sponda per Lavrende, arriva prima Pedro Guedes, allora Pires. Grandinetti nel cecco di centrocampo, si allarga poi a sinistra, ancora Grandinetti, cerca la giocata di forza, fermato da Kenji e Mateus. L'ultimo tocco è della Feldi, rimessa per Pedrinho. Si avvicina Pires, cerca la conclusione verso la porta. Ancora dall'altra parte la Feldi Eboli con Kenji, finisce per terra, non c'è fallo. Ora la possibilità di contropiede per il Capurso, gran palla di esterno per Grandinetti di Pedrinho. Grandinetti cerca il destro, palla deviata da Mateus che rimane per un secondo a terra. Ha segnato il corner al Capurso, 7:24 alla fine del primo tempo. Pedrinho la battuta, cerca Perry che va in acrobazia, non riesce però a dare potenza al suo tiro. Ancora Di Stanio a rimettere la palla in gioco. Mateus torna in panchina dopo la piccola botta presa poco fa al suo posto. Rientra nuovamente Felipigno. Rimessa per Pires. Micoli. Pires verso Perry, gran palla filtrante ancora, però una volta bravissimo Echavarria a leggere questa situazione, a poi riproporsi in avanti. Cerca anche Kenji, intercetta Perry, possesso per Lavrendi. Felipigno potrebbe anche calciare da lì, cerca la porta, ci mette le mani Micoli che non si fida della presa e poi Grandinetti allontana. Rimane in proiezione offensiva la Feldi. Echavarria lascia a Felipigno, palla nuovamente a disposizione di Echavarria che invita Di Stanio in avanti per avere una linea di passaggio in più. Servito adesso il portiere della Feldi, gran palla lungolinea, messa poi in rimorchio a cercare Kenji, palla intercettata, può partire Pires di slancio, viene fermato però da Lavrendi che ha preso anche un colpo al ginocchio, probabilmente involontario da parte di Pires in corsa, ma comunque abbastanza doloroso per il classe 2004 che adesso però si rimette in piedi e riprende posizione proprio in marcatura su Gonza Pires. Grandinetti invece verso Ike. Grandinetti a destra da Pires. Pedrinho pensava di trovare Ike da quella parte, invece l'ex Taranto si era
portato leggermente più indietro e quindi palla riconsegnata alla Fel di Eboli. 6 minuti e 8 secondi da giocare. Nessuna delle due squadre ha ancora chiamato timeout. Seguiamo invece Kenji sulla destra, vuole andare sul destro, serie di deviazioni, l'ultima è del numero 13 della Feldice, rimessa assegnata da Loprete al Capurso. Micoli chiama Ike, destinatario di questo pallone, cerca di proteggerlo con la spalla, buona giocata ancora di Ciavarria, rimpallo poi premia Ike che vince anche il contrasto, arriva Pires a dargli una mano, con l'esterno a cercare Ike, la palla rimane lì, Pedrinho a contrasto anche da terra, si lotta sul pallone, giudicato falloso l'intervento poi di Pedrinho con Lavrendi che chiedeva la prosecuzione dell'azione perché era in possesso. Fischio però è arrivato a una posizione abbastanza arretrata e quindi gioco che è stato fermato. Ghi riceve da Lavrendi, ancora Lavrendi sulla sinistra, duello con Pires, stavolta con giocatore della Fed in possesso. Ike recupera il pallone, 3 contro 2 per il Capurso, Ike con l'esterno da Pires, ancora Pires, cerca un varco, Pedrinho costretto però ad andare verso l'esterno, ancora in possesso il 17, prova a entrare in area di rigore, cerca lo scarico all'indietro per Ike, palla messa in fallo laterale. 5 minuti 14 secondi alla fine del primo tempo. Ike era partito sul secondo palo Giannattasio, la palla invece per il destro di Grandinetti, addosso a Ghi. Grandinetti indietro da Micoli, lancio verso Ike, ci mette i pugni di Stanio, poi Giannattasio sfonda e arriva sul fondo a metterla in mezzo, ancora una volta però buona risposta da parte di Generoso di Stanio. Angolo Capurso con Ike Ribeiro alla battuta, torna in campo Lamas. Ike alza il pallone probabilmente a cercare una conclusione di Lamas, ci arriva con la testa Felippigno che ha appoggiato a Di Stanio, che ha restituito il pallone a colui che sta decidendo fin qui la partita, Lavrendi. Numero di Lavrendi per andare da Kenji, palla toccata, rimessa laterale, gran giocata di Lavrendi nello stretto. Torna in campo Dammacco nel Capurso nel frattempo, Felippino in possesso. Di Stanio, pressione da parte di Giannattasio. Felippino con l'esterno a cercare Kenji che restituisce il pallone, poi contrasto con Dammacco, l'ultimo tocco è del giocatore del Capurso. Buona palla dentro per Ghi che appoggia indietro a Kenji. Lavrendi, duello con Dario Giannattasio. Felippino si sposta sul sinistro, tiro ribattuto. Felippino lascia uscire il pallone in fallo laterale, pronto vicino a lui Gattarelli a tornare sul parquet, pallone invece diretto verso Di Stanio. Entra stavolta la metà campo offensiva, gran palla di Ghi verso Felippino con l'esterno, poi Micoli in profondità a cercare Dammacco, solo contro la difesa della Feldi. Dammacco, ancora Dammacco, scarica indietro per Grandinetti, vuole andare sul destro, prova ad incrociare Lavrendi in scivolata, concede solo fallo laterale. Dentro Gattarelli come detto, dentro anche Matteus. Rimessa per Giannattasio. Grandinetti con l'esterno a cercare Dammacco, non può agganciare il pallone Vito Dammacco e palla direttamente rimessa dal fondo. 3 minuti 38 secondi da giocare. Rinvio di Di Stanio, lancio per Ghi che riesce a tenerla in campo, poi Grandinetti gliela porta via, sbaglia però, cercando probabilmente di alzarsi la palla, finisce per portarla in calcio d'angolo per la Fel di Eboli. Palla fuori per il sinistro di Matteus, grandissima parata di Micoli. Che nega il 2-0. Sul sinistro, partito con giusta forza e potenza e precisione.
Mateus stavolta batte lui il corner, va a cercare Gattarelli che va di controbalzo. Palla termina però fuori. Andiamo a rivedere la parata di Micoli. Gran sinistro di Mateus, grande intervento di Peppe Micoli. Giannattasio rischia di perdere il pallone, Mateus calcia, para Micoli, poi Lamas su questo pallone che si era impennato. Ancora Lamas, può andare, prova a passare su Gattarelli che però chiude la strada. Palla messa dentro, Dammacco ci mette un piede. Lancio di Stanio in avanti, Ghi col petto, Perry riesce a negare l'opportunità di calciare verso la porta. Angolo affidato a De Chavarria, fuori verso Mateus. Di Stanio. Palla sui piedi di Dammacco, la porta è vuota. Dammacco scarica per Lamas, ancora Lamas. Lamas, parata di Stanio, poi Perry di prima intenzione la manda fuori. Si riparte, ancora una buona chance per il Capurso di pareggiare i conti. Lancio in avanti, Ghi prova a inseguire il pallone. Micoli lo tiene in campo. Lancio per Dammacco, gran controllo, destro in porta! E super parata anche di Stanio. Pochissimo tempo di reazione per il portiere della Feldi, che è stato bravissimo sulla gran conclusione da parte di Vito Dammacco. Giannattasio per Lamas che non riesce a dare potenza, ancora Lamas fermato prima di calciare nuovamente in porta, poi Dammacco sulla sinistra, se la sposta, torna da Perry, cerca di farla passare, intercetta il pallone ancora Chavarria che prova a mandare in avanti per Gattarelli, c'è il tocco di Lamas, rimessa a Feldi Eboli, 2-0-3 prima dell'intervallo e adesso arriva il time out chiamato da Luciano Antonelli. Gioco che si ferma per un minuto prima degli ultimi 123 effettivi del primo tempo. Abbiamo il primo finale, anzi il secondo finale di questa seconda parte di gare della 14ª giornata. Vittoria delle Cositi Genzano 5-2 sul Cosenza, mentre a Meta Catania alle 15 aveva superato l'Active con il punteggio di 8-4 in un turno che si era aperto venerdì 2 gennaio con il 3-2 del Sala Consilina sul Mantova. Sabato 3 gennaio poi l'8-2 della Sandro Abate sul campo del CDM e il 3-1 della Came Treviso contro la Fortitudo Pomezia. In campo oltre a Capurso e Feldi, come dicevo in apertura, è l'84 Torino e Napoli con azzurri avanti 1-0 nel corso del primo tempo. Turno di riposo invece per la Roma 1927. Penultimo turno del girone di andata che si concluderà il 10 gennaio tra 2 giorni con un programma ricchissimo, 7 partite tutte alle ore 18. Si torna in campo nel frattempo, è rimessa per Echevarria. Gattarelli per Ghi. Di Stanio. Mateus in avanti, mani nei capelli per Ghi che aveva visto una potenziale chance con questa palla giocata dal suo compagno, non è riuscito però ad arrivare in tempo sul pallone. Lamas gestisce,
Perry. Pires. Perry ancora. Partito da Macco. Perry non ha spazio per servirlo. Ci prova adesso. Trova però Filippino sulla sua strada. Palla a cercare da Macco, recuperata però da Echavarria. Lancio di Stagno tra le mani però di Micoli, che vuole andare subito dall'altra parte. Scarico per Lamas sulla sinistra, cerca il secondo palo, intercettato il pallone da Matteus, chiede il fallo Lamas, alla fine il fallo lo commette lui. Matteus fatto no con la mano, e poi ha indicato anche il punto sul pantaloncino dove ritiene di aver colpito il pallone. Punizione battuta. Ci avviciniamo all'ultimo minuto del primo tempo. Gattarelli per Felippigno. Ancora Gattarelli. Buona palla per Lavrendi. 3 contro 2 per la Feldi. Palla a cercare Felippigno. Poi Lavrendi. Lavrendi per Felippigno. Col piatto allarga troppo. Rinvio per Micoli. C'è Grandinetti come riferimento offensivo, il pallone invece va verso Gonza Pires. Lamas. Perry per Grandinetti. Ancora Perry. Pires. Salta Felippino, può puntare la porta. Pires! Tocca Lavrendi, tocca anche lui per ultimo. Rinvio di Stagno. Felippino. Lavrendi. Echavarria. Poi Felippino. Testa di Lamas, testa anche di Lavrendi. Pires riceve, controlla. Destro in porta ancora, bravissimo di Stagno. Altra parata importante del portiere della Feldi. Lamas sul pallone, ultimi secondi. Deve fare in fretta il Capurso perché ne mancano 5 al termine del primo tempo. Vediamo se la Feldi prova per un'ultima volta a calciare verso la porta, ci prova Filippino dalla sua metà campo. E adesso c'è solo, anzi meno di un secondo a disposizione di Micoli, che avrà solo il tempo di rimettere in gioco il pallone. E arriva il suono della sirena che chiude la prima frazione. Feldi Eboli avanti 2-1 a Palapinto grazie al gol di Filippino dopo 9 minuti e 35 secondi. Squadre che tornano negli spogliatoi. Ci prendiamo anche noi una pausa. Ci ritroviamo tra poco qui, sempre in diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5 per il racconto della ripresa.
Nuovamente in diretta dal Palapinto, pronti per il racconto del secondo tempo tra Global Work Capurso e FD Eboli. Sarà il Capurso a dare il via al secondo tempo con Ike già pronto nel cerchio di centrocampo. Si riparte, match diretto da Loprete di Catanzaro e Mela di Roma 1 con la Calamita al cronometro. 0-1 il punteggio, come potete anche vedere in grafica, grazie al gol di Felippino dopo 9:35. Una partita in cui però non sono mancate le occasioni da gol, anche le parate importanti da parte di entrambi i portieri. Tutto ancora ampiamente in discussione per quanto riguarda l'esito di questa partita, con quasi tutto il secondo tempo a giocare. Match iniziato da appena 16 secondi. Capurso a disposizione questa rimessa laterale in zona offensiva con Pires. Lascia poi a Pedrigno, mette verso l'area di rigore quando però sono ormai scaduti 4 secondi a sua disposizione, e quindi rimessa laterale per la Feldi. Di Stanio, Ike intercetta, la palla torna però a Di Stanio e poi Gattarelli a spazio sulla sinistra. Buona palla per Kenji, limite dell'area, cerca un varco fermato da Pedrigno, poi Ike però non riesce a tenere il possesso del pallone. Rimane però in avanti la Feldi Eboli con questo fallo laterale. Rosso-blu oggi in maglia bianca che con questo successo andrebbero terzo posto nuovamente in solitaria, -2 dalla meta Catania, capolista, ma ancora lunga la partita. Micoli intanto strappa con questa parata, va verso l'area di rigore, scarica per Pires che pareggia i conti con un grandissimo assist di Micoli. Il sinistro incrociato di Pires arriva all'1-1 nel primo minuto della ripresa. Davvero tanto di Peppe Micoli in questo gol, va già provato nel corso del primo tempo a farsi vedere in avanti. Adesso ha servito un assist super a Gonza Pires, che è stato poi bravo a battere Di Stanio per l'1-1. Tutto nuovamente in equilibrio dunque dopo nemmeno un minuto nel corso della ripresa. Kenji in avanti per Ghi e Ciavaria verso Gattarelli, sinistro che non inquadra lo specchio della porta. Si riparte con Micoli, Grandinetti, Pires. Pedrigno rischia di perdere il pallone, Pires lo spara sul soffitto del Palapinto per non rischiare guai peggiori. Rimessa laterale ovviamente per la Feldi. Gattarelli e Ciavaria, poi Kenji, palla rubata da Pires, può ancora andare verso la porta, la parata, ma il rimpallo lascia lì la sfera e allora Gonza Pires fa doppietta in un minuto, ribalta tutto. Capurso avanti 2-1. Aveva parato anche questa di Stanio, la palla è però rimasta lì ed è dunque cambiato tutto nel corso del primo minuto e mezzo di questo secondo tempo. Il Capurso esce benissimo dallo spogliatoio, ribalta la sfida. Ghi in avanti, Grandinetti lo ferma, palla per Kenji, va a cercare Ghi, palla intercettata da Pedrigno che può attaccare da sinistra, ancora Pedrigno, prova il dribbling su Kenji che lo trattiene in maniera giudicata regolare.
e quindi arriva un giallo in panchina, però attenzione per Lamas, un giallo importante questo. Ho rivisto adesso solo la parte finale di questo provvedimento disciplinare in cui Lamas si stava risedendo in panchina dopo aver mostrato il numero di maglia all'arbitro. Giallo per proteste dunque per Lamas. Kenji, Gattarelli e Ciavarria. Contatto Pedrinho e Ciavarria, si prosegue anche in questo caso. Rinvio dal fondo per Micoli, anzi rimessa laterale per Pedrinho. Grandinetti, eccolo Micoli, scarico per Dammacco, non riesce ad agganciare il pallone. Kenji, Gattarelli, pressato ancora da Pires, scarico per Di Stanio, lancio in profondità, controllo con il petto di Echevarria, che però se la trascina fuori dal campo. Rinvio di Micoli, alza la palla verso Pires, opposizione regolare di Gattarelli che non permette all'argentino di raggiungere il pallone. Mateus, Felippinho e Ciavarria, Mateus ancora Ciavarria, poi Felippinho, si accentra, servito alla Vrendi, 1 contro 1 con Perry. Mateus e Ciavarria nuovamente. Felippinho, controllo col sinistro, cerca la porta, non trova però lo specchio. Lamas e Giannattasio nuovamente in campo. Pedrinho, Dammacco in avanti, palla intercettata da Echevarria, poi Mateus all'indietro per Di Stanio. Lavrendi, Felippinho, sfidano contro uno Pedrinho, si trascina però fuori il pallone, il numero 22 del Capurso della Feldi, che chiedeva la deviazione con il piede di Felippinho, non accordata però da Mella. Perry con un rischio riesce comunque a servire Micoli, poi non trova stavolta la precisione, anche in virtù della pressione che arrivava dalle sue parti, ha preferito sparare via il pallone. Rimessa dal fondo Di Stanio contro il movimento di Mateus che viene a ricevere. Lavrendi sbaglia il passaggio, allora Dammacco cerca il tiro, smorzato anche da Echevarria, allora Di Stanio può metterci le mani serenamente. Palla giocata verso Lavrendi, adesso Capurso che pressa alto Echevarria. Mateus, palla in profondità, Dammacco interviene in qualche modo e poi Giannattasio spazza direttamente sul fondo dall'altra parte per non correre ulteriori rischi. Lanci davanti a cercare Lavrendi, buona chiusura ancora di Giannattasio. Perry poi va da Lamas, ancora Perry, Lamas, Dammacco fa sfilare il pallone preferendo perdere il possesso con un fallo laterale piuttosto che eventualmente rischiare il controllo e mandare gli avversari in contropiede. Mateus verso Lavrendi, Mateus, Di Stanio, grande palla per Mateus che prova a saltare Dammacco, fallo da parte di Dammacco, dice Mella. Torna in campo Ike, posto proprio di Dammacco. Giannattasio invece protestava con questa decisione che ha a suo dire negato un contropiede poi al Capurso. Si riprende con calcio di punizione che però bisogna ripetere. Primo fallo commesso dal Capurso.
aggiornata anche la grafica relativa a questo dato. Mateus alla fine lascia calcio di punizione a Felippinho e Chavarria. Lavrendi attaccato da Perry, perde l'equilibrio Perry, Lavrendi conserva il possesso del pallone, bella sterzata, Lamas in pressione, perde il controllo Lavrendi, c'è dalla sua parte Mateus, ancora Mateus, grande scarico a memoria per Chavarria, ci prova anche la seconda volta, buona però ancora la copertura di Giannattasio, l'ex Manfredonia che va a battere questo fallo laterale. Perry la gira per Micoli, cerca addirittura la porta senza creare problemi a Di Stagno in questo caso. Mateus, Lavrendi, Felippinho, un po' di campo sulla destra, vediamo se prova a prenderselo, sceglie invece di giocare verso Chavarria. Buona giocata, cerca spazio anche per andare sul destro, viene chiuso da Giannattasio. Mateus e Chavarria per Lavrendi, poi Felippinho, fallo su Perry e quindi viene fermata l'azione della Feldi. Pareggiato il conteggio dei falli in questo inizio di ripresa, 5 minuti e 33 trascorsi. Lamas si lamenta a cercare Ike, nuovamente Lamas, Perry con l'esterno a cercare Ike, con la testa alla prende ad allontanare, Giannattasio lotta e resta comunque in possesso, poi Perry in avanti per Ike, c'è spazio per Lamas che arriva a sinistra, servito subito, gran palla per Giannattasio in area di rigore, la parata ancora una volta di Stagno. Angolo Capurso, palla per Ike, deviazione della difesa e ancora possesso Capurso. Lamas, Ike attende il rimorchio col tacco da Giannattasio che però non può calciare. Allora Perry in precario equilibrio ci prova comunque. Lavrendi, buono scarico ancora Lavrendi, palla alzata e grandissimo gol ancora da parte di Felippinho che rimette tutto in parità, 2-2. Questa è la conclusione da parte di Felippinho e dunque si torna in situazione di parità. Grandinetti a cercare la corsa di Giannattasio, Lavrendi protegge la sfera, scambia anche il 5 con Giannattasio per un contatto involontario con entrambi che inseguivano il pallone, lancio verso Ghi che non riesce ad agganciare la sfera. E dunque doppietta di Pires, doppietta di Felippinho, 2-2 al Palapinto, questo posticipo della 14ª giornata, ancora 13 minuti e qualche secondo da giocare. Ike, Pires verso Grandinetti, poi c'è Lamas, palla giocata però nella metà campo offensiva in cui c'era soltanto Ghi che adesso può far ripartire l'azione. Gattarelli, Kenji si porta fuori il pallone, fallo laterale per il Capurso.
rimessa per Lamas. Grandinetti verso Ike, appoggia per il destro di Lamas, ribattuto dall'ottima scivolata. Ancora Kenji a opporsi a questo tiro. Pires per Grandinetti verso Ike, controlla il pallone, Grandinetti non riesce ad arrivare a rimorchio, Ike prova a riprendersela, Lamas, Grandinetti, non c'è spazio per servire Ike, rimane in possesso l'88 del Capurso, che poi però se la trascina fuori, disturbato alle spalle in maniera regolare da Daniele Gattarelli. Lavrendi, Kenji, ancora Lavrendi. Ghi verso Gattarelli, con l'esterno del pallone per Kenji. Lavrendi, Gattarelli, tocca Lamas che vorrebbe la rimessa, ma l'ultimo tocco è stato il suo. E allora Gattarelli rimette in gioco Lavrendi. Anticipo di Grandinetti su Ghi, arriva però la copertura di Gattarelli che ferma Grandinetti, ma concede calcio d'angolo al Capurso che può riversarsi in avanti. Lamas che andrà a battere questo calcio d'angolo, palla gli viene riconsegnata adesso. Palla alzata a cercare il mancino di Pires al volo! Ad un passo dal 3-2. Grande conclusione in diagonale di Gonza Pires. Si riparte con Di Stagno al rinvio. Kenji. Gattarelli col tacco da un gran pallone a Kenji che può proporsi in avanti. Ancora Kenji, sfonda centralmente e Ciavarria verso Ghi, anticipato da Micoli che poi si allunga un po' la palla, porta a vuota, Ciavarria calcia, deviazione di Grandinetti. Arriverà un fallo cumulativo sicuramente contro il Capurso, che va a quota 2 infrazioni. È rimasto per terra Gattarelli, poi nel contrasto con Micoli. Si rialza adesso il numero 4 della Feldi. Si può battere questa rimessa laterale con Ciavarria sul pallone direttamente indietro verso Di Stagno. Ghi appoggia Ciavarria. Arriva anche Pedrino a dare una mano a Dammacco. Il pallone poi verso Felippino sulla destra. Ancora Felippino per Ghi. Ce l'ha sul destro. Calcia male. Non riesce a colpire bene la palla. Viene assegnato però calcio d'angolo alla Feldi. Quindi rimane in avanti la formazione di Antonelli. Angolo per Ciavarria. La alza a cercare il sinistro di Felippino. Dammacco allontana anche prima dell'intervento di Micoli. Dentro Mateus per Gattarelli nel frattempo. Rimessa per Felippino. Proprio verso Mateus. E Ciavarria. Ghi. Un'occhiata ai compagni e pallone scaricato verso Felippino. Ancora Mateus. Portato verso l'esterno da Pedrino. Ancora Felippino. Ghi. Ciavarria prova la giocata personale, perde l'equilibrio. Dammacco può attaccare sulla sinistra dall'altra parte. Ancora Dammacco. Pires. Grandinetti. Conclusione ribattuta da Ghi. Palla direttamente in tribuna. Bloccata al volo da un tifoso che si prende gli applausi del resto del pubblico del Palapinto. Battuto del fallo laterale. Giannattasio per Pedrigno. 1 contro 1 con Mateus. Ancora Pedrigno. Grandinetti. Pires. Grandinetti cerca l'imbucata centrale, trova
l'ennesima deviazione in fase difensiva da parte di Felipe Chavarria. Un po' di riposo nel frattempo per Ghi, per la Feldi, in vista comunque quello che si pronuncia un periodo finale equilibrato in cui si deciderà il match, ricordando sempre il doppio impegno di Supercoppa della Feldi a inizio scorsa settimana. Attenzione intanto a Mateus che va a cercare e Chavarria non arriva sul pallone il numero 15. Rinvio dal fondo per Micoli. Scarico verso Grandinetti. C'è ancora Pedrinho dalle sue parti. Grandinetti prova la giocata, cerca anche la porta. È partito un tiro fortissimo da posizione defilata. Tutto poi vanificato dal fischio arbitrale che ha concesso fallo laterale alla Feldi, e quindi Grandinetti può tornare verso la sua panchina con Perri nuovamente in campo. Felipinho sulla destra, sfida Dammacco che non commette fallo, ma Perri tocca il pallone per ultimo e quindi c'è calcio d'angolo per la Feldi Eboli. Nella caduta poi nell'inerzia Felipinho ha battuto gomito e polso, nulla di grave però per il numero 22 della Feldi. Calcio d'angolo invece affidato a Mateus. Felipinho potrebbe essere proprio destinatario del passaggio, palla però un po' imprecisa, contrasto Pedrinho Felipinho, vinto dal giocatore del Capurso. Perri verso Pires. Recupera il pallone Chavarria, tutto regolare, entra in area, Pires allontana, può partire il contropiede del Capurso, accompagna Lamas, grande lettura ancora di Felipinho, poi in scivolata Perede Chavarria, lottano da terra, se la prende Pires, scarico per Pedrinho, sta arrivando Lamas, servito, Lamas in diagonale con la punta! Porta nuovamente in vantaggio il Capurso, segna ancora Nicolas Lamas, 3-2 per i padroni di casa. Rivediamo l'azione, assist di Pedrinho, puntata perfetta, secca di Lamas. 9 minuti alla fine del match, nuovamente Capurso in vantaggio. E quindi ancora 3-2, ancora vantaggio di 1 per il Capurso. Ancora un gol di Lamas che si inserisce nel tabellino del marcatore dopo le doppiette di Pires da una parte e Felipinho dall'altra. Noi abbiamo quasi 9 minuti invece ancora da vivere al Palapinto. Lavrendi sulla sinistra, Felipinho vuole un varco, ancora Felipinho, finta, rimane in possesso, poi cerca lo scarico per Mateus, palla deviata. Rimane in avanti la Feldi, 8:30 da giocare. Felipinho stavolta colpisce male, tutto esterno. Palla temia distante dalla porta difesa da Micoli. Rinvio proprio per il portiere del Capurso. Lancio a cercare la corsa di Pedrinho, palla però troppo lunga. Di Stagno per Mateus. Gattarelli, poi Chavarria, ancora Gattarelli, continua a pressare alto il Capurso, palla che Chavarria non riesce a ricevere, la rimessa è del Capurso, era uscita direttamente dopo il passaggio di Gattarelli. Lamas verso Gonza Pires, prova a passare, Gattarelli è bravissimo, però in copertura può anche attaccare la metà campo offensiva. Pires rimonta le sue spalle senza fallo a giudizio di Loprete.
E quindi si riparte con rimessa già battuta. Pedrinho, Perry. Gran palla lungolina per Giannattasio, spostato stavolta in maniera irregolare da Gattarelli, che usa troppo le mani poggiandole sulla schiena di Giannattasio. Arriva il fallo numero 2 per quanto riguarda l'Eboli in questo secondo tempo. Ancora Giannattasio, prova a passare sulla Vrendi, che è bravo però a recuperare il possesso del pallone. Palla in avanti per Gattarelli, deviata. Perry, messo giù, si prosegue. Pedrinho, una finta, finisce per terra al momento del tiro in porta. Poi Lamas a contrasto, ruba anche lui la palla da una parte e dall'altra. Lamas, grande intervento ancora di Gattarelli. Poi Perry però, ancora Lamas sulla sinistra, scivolata di Lavrendi, la palla rimane ancora in campo. Giannattasio servito da Pedrinho, prova a passare su Gattarelli, palla deviata e arriva dopo che il pallone era rimasto in campo per parecchi secondi. Un fallo cumulativo ai danni della Feldi, che sale a quota 3. Altri 2 falli da spendere per la Feldi in questo finale, altri 3 invece per il Capurso. 7-10 al termine della sfida. È tornato in campo Ike, servito adesso, se la porta sul destro, poi Gattarelli prende un colpo al volto. Anche Ike va a sincerarsi delle condizioni dell'avversario. Si rialza adesso Gattarelli, che ha preso il colpo secondo me in maniera involontaria, infatti non stava protestando con l'arbitro, stava semplicemente toccandosi il volto dove ha preso il colpo, e si riprende dunque con un semplice fallo laterale. Giannattasio, palla recuperata da Kenji, ancora Kenji, attacca, calcia in porta e trova l'opposizione di Micoli. Angolo per la Feldi. Lavrendi alla battuta, si muove Kenji, si muove anche Gattarelli, la palla è per Kenji che incrocia, palla deviata, può ancora andare in contropiede Lamas, vediamo se ne ha. Sfida Gattarelli, lo salto, 2 contro 1, accompagna Giannattasio, palla troppo lunga, Giannattasio si impegna ma non riesce a tenerla in campo. Rinvio di Distanio, chiama la palla Micoli, che esce con la testa, con i tempi giusti ad anticipare Ghi, che è tornato in campo. Gattarelli, Kenji. Ghi fermato da Perry, che ci crede, va a inseguire il pallone. Distanio però arriva prima, riconsegna il pallone a Micoli, che vuole andare nuovamente da Perry, servito ma non riesce a smorzare il pallone col petto. Siamo già dall'altra parte. Ghi forse trattenuto da Ike, si prosegue invece senza fischio da parte dei direttori di gara. Giannattasio, palla all'indietro che Micoli può nuovamente controllare con i piedi. Lancio direttamente tra le mani di Distanio. Iniziati gli ultimi 6 minuti del match. Ghi per Gattarelli. Ghi. Kenji. Gattarelli, bello il controllo, cerca il destro verso la porta, non inquadra però lo specchio. Rinvio di Micoli, a cercare stavolta Ike, che prova a farla sfilare. Gattarelli è bravo a impedire all'avversario di poter tornare sul pallone. Time out chiamato invece dalla panchina della Feldi Eboli, con 5 minuti e 40 da giocare. Vediamo se inizia a pensare anche al portiere di movimento Antonelli. Risultato ribaltato anche da Lele 84 nella sfida contro il Napoli, l'altra gara in programma di questo turno prima del sabato di fuoco, a cui ci apprestiamo
a vivere 7 partite in contemporanea, l'84 avanti 2-1 sul Napoli con la doppietta di Cuzzolino in risposta al gol di Guillermao. Programma della 15ª giornata, sabato 10 gennaio alle ore 18, Capurso impegnato sul campo del Savia Testa Mantova, mentre la Feldieboli ospiterà le Cositi Genzano. Meta Catania Sala Consilina, Pomezia l'84, Napoli Active, Cosenza CDM e Sandra Abate Roma le altre sfide in programma. Girone di andata già concluso invece per la Came Treviso, che ha da osservare il turno di riposo. E dunque si torna in campo, 5:40. Palla verso chi? Bello il controllo, cerca il sinistro al volo senza però trovare la porta di Micoli. Scatto di che in avanti, va a cercarlo Micoli. Palla però controllata da Di Stanio. Mateus. Grandinetta anticipa Ghi. Ike. Tocca Echavarria, rimessa per il Capurso. Gli ultimi 5 e 10. Qui sarà importante anche l'aspetto fisico. Abbiamo detto un Capurso che è arrivato sicuramente più riposato a questa gara. Ultimo impegno ufficiale il 28 dicembre contro il Cosenza. La Feldi invece ha giocato 2 gare intensissime nella Final Four di Supercoppa Italiana. Oggi ha anche assenze importanti nella rotazione, quindi può essere un fattore che può far sperare il Capurso in un risultato importante, anche se la Feldi è agganciata ampiamente alla partita ancora a poco meno di 5 minuti a disposizione. Felipinho prova il tiro, trova il corpo di Lamas in opposizione. Rimessa laterale per Felipinho. Di Stanio entra nella metà campo offensiva, libero dunque dal vincolo dei 5 secondi. Gran palla per Felipinho, appoggia Echavarria, Ghi la mette dentro ma non trova un compagno. C'era Mateus più verso la porta, Felipinho invece si era spostato da quella zona. Lamas va a cercare Pedrinho, attacca sulla sinistra, se la porta fuori, rimessa laterale Feldieboli. 4:25 da giocare. Di Stanio. Ha spazio anche per pensare al tiro, infatti va verso la porta, Paramicoli, arriva Mateus a rimettere tutto nuovamente in parità. Sinistro vincente per il numero 16, 3-3 con 4 minuti e 7 secondi da giocare. Ci ha creduto Di Stanio che ha impegnato Micoli e poi Mateus si è ritrovato lì il pallone. Per la terza parità di giornata. Lamas attacca a metà campo offensiva, viene fermato da Echavarria, poi l'ultimo tocco il suo. Possesso nuovamente per la Feldi. Felipinho. Echavarria, palla che gli scappa dopo il controllo col piatto destro, rimessa dal fondo per Micoli. Lamas. Pedrinho e poi Giannattasio. Palla giocata all'indietro per Di Stanio. Avanza ancora verso la metà campo offensiva dopo aver prodotto l'azione del 3-3. Adesso sbaglia però il passaggio diretto verso Felipinho. Rimessa laterale per il Capurso. Torna in campo Pires. 3 minuti e mezzo alla fine. Micoli. Buono lo scarico centrale verso Lamas, poi Pires, stavolta deve andare sul destro, scappa Pires, la mette dentro, Di Stanio respinge. Fallo laterale dalla sinistra per il Capurso.
Pedrinho. Lamas allontana Lavrendi, il pallone nuovamente però di Micoli. Avanza Micoli, cerca la conclusione verso la porta, che non crea problema a Di Stanio, che ha già rimesso in gioco. Voleva sorprendere la difesa avversaria con questo lancio verso Echavarria, palla però in fallo laterale affidato a Gonza Pires. Micoli in avanti verso Lamas, Felipinho con la testa lontana. Rimessa per Pires. Pedrinho alza a cercare Lamas, irraggiungibile il pallone. Allora Di Stanio si autolancia nuovamente. Allora Lamas prova a chiuderlo, intercetta anche per un attimo. Tonelli ha chiesto al suo portiere uno scarico più rapido nella prossima situazione in cui viene pressato. Di Stanio ancora al cerchio di centrocampo. Mateus la gira e Echavarria suolata per Mateus, in scivolata provvidenziale l'intervento di Pedrinho. Battuto male il fallo laterale da Lavrendi, controfallo, il terzo del match. Rimessa laterale per il Capurso, che inserisce nuovamente Perry quando mancano 2:35 alla fine della partita. Pires per Perry. Recupera il pallone Felipinho, attenzione a Matteo sulla destra. Felipinho vuole fare tutto da solo, trova l'opposizione di Pires, che prova anche a metterci la testa. Mateus all'indietro per Di Stanio. Ancora Di Stanio che avanza, non riesce a entrare nella metà campo offensiva. Buono il pallone però per Mateus. Mateus con una coscia, Micoli respinge, poi Lavrendi ferma l'azione mettendo la palla di testa fuori. Parte finale del match in cui le squadre attaccano a testa bassa. Riecco chi per il finale di gara. Anche Kenji nuovamente coinvolto, finta di Micoli sulla pressione da parte di Ghi, rischia poi 4 secondi, lancio in avanti per Lamas che può solo pizzicarla di testa. Di Stanio rimette in gioco per Felipinho e arriva il portiere di movimento della Feldi tra poco. Kenji, Felipinho, c'è Echavarria con la maglia verde, lo vedete in alto, centro-sinistra in questo momento il numero 15. Felipinho con il pallone tra i piedi, scarica proprio verso Echavarria. Ancora Felipinho, sinistro in porta, Micoli para, la porta è vuota, prende la mira Micoli, la palla arriva a Lamas che deve appoggiare il 4-3, Capurso ancora una volta in vantaggio, doppietta anche per Nicolas Lamas, la palla gli arriva sempre tra i piedi, ancora una volta però grande contributo al gol da parte di Peppe Micoli. Questa è la parte finale, la palla gli è rimasta incollata al piede. E dunque il Capurso è nuovamente in vantaggio. (1:31 da giocare). Ovviamente adesso la Feldi rimane con il portiere di movimento. Kenji, Felipinho, Echavarria, ancora Felipinho. Echavarria, Ghi, fermato da Grandinetti, l'ultimo tocco è di Echavarria, rimessa per il Capurso. Ike sistema la palla sulla linea per i compagni, ma non c'è nessuno pronto a calciare subito in porta. Torna a farsi sentire anche il pubblico del Palapinto che vuole sostenere la squadra di Caffarato in questo finale. 1:12 da giocare. Sempre Felipinho a portare il pallone. Echavarria, Felipinho, Echavarria ancora verso Felipinho, pallone poi per Kenji. Kenji ancora Grandinetti vicino al recupero del pallone, rimane per terra colpito al volto, si prosegue, palla per Ghi, alza il pallone, parata di Micoli, ancora Ghi, calcia in porta, addosso a Pires, c'è sempre Grandinetti per terra e adesso Ghi passa lì vicino e mette fuori il pallone. Intanto il cronometro è arrivato a 40 secondi dalla fine della partita. Anche in questo caso colpo al volto per Grandinetti assolutamente involontario. Adesso Perry deve restituire il possesso del pallone alla Feldi. Felipinho
35 secondi a disposizione. Scarico verso Echevarria che lotta con Pires, vince il duello Echevarria, scarico per Ghi, con l'esterno a cercare Matteus fermato da Perry, ancora Feldi in avanti, Kenji, Matteus, Ghi, Felipinho, Kenji, Ghi ancora, ha spazio per il destro sulla schiena di Grandinetti, palla fuori accompagnata da un boato del pubblico di casa. Ancora 12 secondi da giocare. Kenji, Felipinho cerca la porta tra le mani di Micoli che va col sinistro a cercare la porta avversaria. 5 secondi, Felipinho la calcia lontana, testa di Pera da allontanare, palla fuori, è rimasto un secondo sul cronometro. Giallo per Petronella che era entrato in campo prima del fischio finale. Un secondo a disposizione, Kenji può solo calciare la palla verso l'area di rigore avversaria. Ultima azione del match, Kenji la mette verso l'area di rigore ma non c'è più tempo, suona la sirena, il Capurso vince ancora, batte 4-3 la Feldi Eboli, fa un altro salto importante in avanti in classifica, oltre a portare a casa una vittoria di grandissimo prestigio contro una squadra che appena 3 giorni fa aveva alzato la Supercoppa italiana. Doppiette per Pires, doppiette per Lamas nel Capurso, 2 gol di Felipinho e 1 di Matteus invece per quanto riguarda la Feldi Eboli. È tutto dal Palapinto per il racconto in diretta di questa sfida. Grazie da Davide Menolescina per averci seguito in tantissimi in questo racconto e appuntamento alle prossime dirette del futsal italiano.